Ormai la crisi del sistema giustizia a Venezia e anche nel Veneto è all'attenzione nazionale, lo ha confermato la seguitissima conferenza stampa congiunta di questa mattina tenutasi nell'aula della vecchia Corte d'Assise di Rialto, alla presenza tra gli altri anche del Presidente del Tribunale di Venezia, dottor Salvatore Raganà. Gli avvocati sono stati poi ricevuti in Regione Veneto dalla Presidente della Sesta Commissione regionale Francesca Scatto, antipasto di quello che succederà martedì in Senato a Roma. Abbiamo avuto un proficuo colloquio con la Presidente della Sesta Commissione del Consiglio regionale del Veneto e martedì stesso farà il possibile per presentare un'interrogazione anche al Consiglio della Regione del Veneto. Poi martedì prossimo saremo presenti alle 1 presso la Commissione del Senato Giustizia del Presidente Ostellari e alle 15:30 invece verremo ricevute dal sottosegretario onorevole Sisto. Faremo il possibile per poter mantenere i riflettori accesi su questa difficile situazione. L'appello del Presidente degli Ordini degli Avvocati di Venezia è condiviso da tutti, come spiega il Presidente del Tribunale Lagunare. Il problema numero uno è la carenza di organici. Attualmente la carenza ha raggiunto il 40%, se non si riesce a fermare questa emorragia la gestione della giustizia a Venezia sarà quasi impossibile. Concorda il numero uno della Camera Penale veneziana Renzo Fogliata, a nome anche della circoscrizione veneta dei penalisti. Entusiastica rispondenza nella magistratura, nella persona del Presidente Laganà, e adesso abbiamo anche l'appoggio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia. Cercheremo appunto di portare avanti una protesta forte e anche una proposta perché si sblocchi questa tragedia civile che è la paralisi del Tribunale.